Una fabbrica di bombe d'aereo è sempre pericolosa, è sempre ad alto rischio di esplosione. Tutti i trasporti di questa fabbrica, dagli esplosivi alle materie prime, agli ordini finiti, viaggiano tutti su gomma in queste stradette qua. Un incidente stradale vuol dire una detonazione. Chiaramente questo edificio è molto vicino a attività artigianali, abitazioni. Questa presenza è come un cancro nel territorio. Iglesias è la città dove sono nata, è la città che amo, e lì lontano c'è una fabbrica di bombe che inquina anche le coscienze. Io so che lì si produce morte e io devo lavorare per la vita. La pace la costruiamo tutti. Io comincio da me. Io sono un insegnante, però raramente, anzi quasi mai, se non su richiesta, posso parlare della situazione specifica del territorio, perché mi ritrovo con i ragazzi, perché alcuni di loro hanno genitori, il papà di solito che lavora nella fabbrica. E c'è una narrazione popolare che quasi deifica questa fabbrica come se fosse la grande benefattrice, quando i dati ci dicono che per ogni stipendio loro guadagnano 9 volte tanto. Nel comitato ci sono tante persone e io mi sento sempre responsabile di rappresentare tutti e non solo me stessa. Per trasmettere le nostre conoscenze in ambito di attività motoria. È vero che il comitato nasce intorno alla necessità di fermare un'esportazione di bombe che stava contribuendo ad una guerra sanguinosa, come sono tutte le guerre, ma ad una in particolare, quella in Yemen. Le posate non abbiamo messo, aspetta, l'abbiamo apparecchiato bene, aspetta. Quindi a parte fare gli attivisti siete anche amici? Beh, siamo diventati amici attivando. Buon appetito. Chi vuole formaggio è qui, Sì. Ve lo faccio tirare. Sto riflettendo in questo periodo sull'aspetto psicologico di chi lavora appunto in una fabbrica così. Ci sono delle famiglie che quando la persona va al lavoro sono ansiose, preoccupate, cioè la sofferenza anche di chi lavora lì dentro, che sa che si tratta di una produzione a rischio di incidente rilevante. Ecco, noi siamo in questa fase, siamo additati come nemici dei lavoratori perché non vogliamo quella fabbrica. Quello che invece noi sosteniamo è che loro hanno un diritto al lavoro, perché lo stabilisce anche la nostra Costituzione, ma non hanno diritto a fare quel lavoro, perché quel lavoro nuoce ad altri. Per noi è stato chiaro da subito, loro sono l'ultimo anello della catena, non può pesare neanche sulla coscienza, dico io, di una persona che ha famiglia, una questione che si decide altrove, si decide nelle politiche nazionali, nei contesti. Questo è l'attuale stabilimento con una parte delle nuove costruzioni che dovrebbero entrare in funzione entro brevissimo tempo. La loro furberia è stata che anziché presentare un progetto per fare un'industria, questi hanno presentato prima una richiesta per fare uno scavo, poi una richiesta per fare un po' di fondamenta, poi una richiesta per fare un piano, un tuo, ecco. Questo gli ha permesso di sfuggire alla valutazione di impatto ambientale, insomma una serie di giochi, ed è questo uno dei motivi per cui abbiamo chiesto al Consiglio di Stato di intervenire, perché riteniamo che un'azienda non possa fare richieste in questa maniera, ma debbano essere richieste nel suo complessivamente fatte. Domani possiamo passare da questa strada e qui non possiamo andare oltre, appunto ne parliamo un po' con la nostra guida.
È un business molto complesso. È proficuo? Porca miseria, se proficuo. Quando hanno acquisito questo stabilimento avevano profitti molto bassi, addirittura qualche anno sono andati in perdita. Quando è cominciata la guerra in Yemen e hanno cominciato a vendere questi enormi quantitativi di bombe, i loro profitti sono saliti e adesso sono arrivati a 25 milioni di euro nel 2020. Ascolti, mi scusi, non stiamo venendo da voi, però volevamo proseguire. Come dobbiamo fare? Per andare oltre, sì. Sì. Bisogna passare dalla sbarra, ma bisogna essere registrati. Registrati dove? Da qui da noi. Se sta registrando, la informo che questa è proprietà privata. Sì, ma infatti adesso ce ne andiamo, noi non vogliamo venire nella vostra proprietà privata. Cioè, quella strada l'ha fatta il comune, com'è che non si può passare? Io le sto dando le informazioni che conosco. Molti sono impadroniti anche della strada. Noi a degli emeriti sconosciuti dobbiamo lasciare i nostri documenti, le nostre informazioni, eccetera, per passare in una strada pubblica. È un assurdo, insomma. Qui giù passa questo torrente a elevato rischio esondazione, passa proprio qui al confine. I tubi d'acciaio che sono stoccati qua poi diventano bombe. Il poligono per i test esplosivi sta laggiù e là fanno detonare le bombe, là dietro. E quindi chiaramente ci sono dei rilasci sia in aria che al suolo, poi le acque se li portano. Chiaramente siamo anche in una zona che dal punto di vista idrogeologico è instabile, quindi sono delle scelte veramente sciagurate. No, è sempre la loro macchina di sorveglianza che si fa il giro e ci guarda. Siamo sotto controllo, sotto Sì, osservazione. sì, dai. infatti. Questa provincia del Sulcis Iglesiente è uno dei più poveri d'Europa. Da poco una giornalista mi chiedeva: ma se accogliete tutte queste aziende, di fatto poi quindi vi risollevate? E invece è proprio l'inverso: più accogliamo aziende di questa natura, più la nostra economia precipita, tant'è che abbiamo tantissimi disoccupati, perché appunto non c'è la possibilità di sviluppare altri settori, agricoltura, pesca, visto che siamo in una zona di mare, ma lo stesso turismo è inibito da questo tipo di aziende. Certo, infatti. E quindi adesso che cosa vogliono? Salve? Ce lo diranno loro. Buonasera. Salve. Appena potete, se vi avvicinate, per favore. Certo, stiamo arrivando. Le pensioni noi gliel'abbiamo chiesto al signore. Sì, l'abbiamo anche chiesto. Dov'è che basta? lei. La macchina. No, mi dovete dare i documenti e basta. No, i documenti non li darà. Gli esperti, analizzando i documenti, hanno trovato che il piano d'emergenza della fabbrica risale al 2012. Allora la produzione era molto inferiore, era più spostata sul civile che sul bellico. La gente deve sapere cosa fare in caso di pericolo, qual è il raggio d'azione delle bombe che esplodono. Questo è un piano di sicurezza finto. La legge prevede che questi piani debbano essere rinnovati ogni volta che c'è un cambiamento nel tipo di produzione. Questi sono fuori legge da 10 anni, fanno quello che vogliono da 10 anni. E il responsabile di questi piani di sicurezza è il prefetto, è la prefettura. Questo qui è 10 anni che gli fa fare quello che vogliono. Questo è lo Stato di diritto. Quiero pedirles en nombre de Dios a los fabricantes y traficantes de armas que cesen totalmente su actividad, una actividad que fomenta la violencia y la guerra, y muchas veces en el marco de juegos geopolíticos que cuestan millones de vidas y de desplazamientos. Eccoli, pronto? Buongiorno, Radio Vaticana. Saluto Cinzia Guaita, portavoce del Comitato Riconversione RVM nel Sulcis Iglesiente in Sardegna. Buongiorno Cinzia. Buongiorno, eccomi. Intanto le chiedo un commento a queste parole di Papa Francesco così nette. Chiede ai fabbricanti di armi di cessare la loro attività.
Ogni volta che parliamo di questa fabbrica che noi vediamo nella nostra vita quotidiana, pensiamo: la guerra comincia qui. La guerra comincia dove si fabbricano le armi. Si pensa molto spesso che la guerra sia un fatto ineluttabile. In realtà la guerra è organizzatissima, è scelta, è voluta dal capitale, è voluta dagli investimenti che si fanno, dalla politica, non è che nasce così. Ricordo il marchio War Free Libero dessa guerra, ricordo il lavoro del Comitato Riconversione RVM. Grazie davvero per la tua testimonianza. Grazie a voi, grazie. Ciao. Sono venuta a vedere a che punto siamo. Guarda, stavo lavorando proprio sul piatto della... Ah, che bello, bellissimo. Allora, vedi, l'effetto finito è questo. Come si dice gluten free, noi diciamo war free, siamo intolleranti, veramente intolleranti alla guerra. E allora abbiamo messo insieme le aziende che già vivono di pace. Si firma una carta dei valori dove al primo posto c'è il ripudio della guerra, il rispetto dei lavoratori e dell'ambiente. Questo è il prototipo del bollino, questo è fatto in casa, poi verrà stampato. L'aspettavo. Noi dobbiamo marchiare il nostro territorio con un marchio di fuoco per la pace. Io sono ottimista e l'ottimismo è impegnativo, per quanto si parta sempre da qualcosa di poetico, ma la strada è concreta, è impegnativa, è fatta di scelte. Gli iglesienti amano molto il loro territorio e lo gustano e penso, ma non deve essere lo stesso per tutti i popoli? Poter vivere nella loro bella terra con serenità?